Allora Adriana, sconfitta sì, il Vittorio Veneto è stato battuto dall'Unterland, però ci ha messo tanta di quella grinta per magari a trovare quel pareggio che salvava tutto magari. Sì, abbiamo sbagliato, abbiamo avuto un approccio sbagliato alla partita, abbiamo sofferto una buona parte del primo tempo, siamo andati in svantaggio 1-0, siamo entrati al secondo tempo con la voglia e la grinta per far bene, purtroppo abbiamo avuto un episodio sfavorevole, può essere anche discutibile, e siamo andati sul 2-0 e lì è stato tutto più difficile. Diciamo che quel calcio d'angolo proprio non si è capito neanche dalla tribuna perché il guardiani ha alzato prima per fuorigioco, poi o per palla uscita, poi ha dato la bandierina a centrocampo per il gol, quindi non si è capito neanche dalla tribuna. Comunque poi è arrivato il tuo gol del 2-1, forse in finale, peccato. Sì, siamo riusciti a trovare un gol, ci abbiamo provato almeno a portare a casa il pareggio, purtroppo non ci siamo riuscite, c'è grande rammarico, ma niente, serve da lezione per la prossima volta. Marco dice la Coppa, un altro impegno difficilissimo, perché intanto il viaggio è lungo, poi c'è un 1-0 da difendere, quindi con le unghie bisognerà arrivare alla quarti di finale. Sì, è una partita sicuramente difficile, arriviamo col vantaggio di un gol dell'andata, la trasferta è impegnativa, però crediamo in questo obiettivo e quindi ci andiamo convinte di poter portare a casa il risultato. Allora mister, cosa chiedere oggi di più alle ragazze, perché hanno messo in campo tutto quello che potevano dare, però ha vinto l'Unterland. Sì, sapevamo che venire qua oggi dopo 8 vittorie della nostra squadra avversaria era una partita difficilissima, e così è stata, perché il primo tempo in una mezza occasione loro abbiamo subito il gol. Siamo stati bravi a reagire, ma non siamo riusciti a tenere su il pallone. Nel secondo tempo abbiamo cambiato il modulo e abbiamo cominciato a vincere dei contrasti, solo che dopo un minuto e mezzo il gol direttamente su corner ci ha un attimino segato le gambe, quindi avere 45 minuti per recuperare un gol è un conto, recuperarne due è difficile contro una squadra così in forma. Le ragazze hanno messo tutto dopo, per 44 minuti hanno dato l'anima, siamo riusciti ad accorciare il forse in finale, rischiando qualche ripartenza, ma d'altronde perdere 2-1, 3-1 al 90esimo non cambiava niente, quindi è andata così. L'infortunio di Da Rossa, ci sono notizie intanto? Sì, sembrava gravissimo da lontano, ma mi sembra che sia andata solo in ipertensione un attimino, quindi da valutare in settimana, ma niente di gravissimo, insomma. Ora la testa di nuovo al campionato, perché questo deve rimanere l'obiettivo intanto, perché sì, la Ristrese oggi ha vinto, ma siamo sempre là. Sì, dopo il risultato di mercoledì che hanno perso qui contro l'Unterland avevamo un attimino accorciato le distanze. Oggi hanno vinto, quindi il campionato finisce il 27 e il 28 aprile, ce la giocheremo fino alla fine, quindi mancano 5 partite più lo sconto diretto. Siamo lì, abbiamo fatto tanta fatica e stiamo facendo tanta fatica dall'ultima settimana di agosto, quindi per come le ragazze vogliono arrivare a fine campionato, quindi con la testa sul pezzo, con l'entusiasmo e con la voglia di cercare di fare 3 punti in ogni parte del Triveneto, quindi sulle maniche, sulla testa, e mercoledì andremo a Genova a giocarci il passaggio del turno e dopo ci penseremo a Como. Con Federica Turrini, diciamo un Unterland che ha messo cuore, grinta, testa, tutto quanto era possibile per vincere una partita che è stata veramente anche bella a tratti, e venivate da 8 vittorie consecutive, quindi si è dimostrato un ottimo Unterland, anche perché era un buon periodo di forma. Sì, abbiamo raggiunto la 9ª vittoria consecutiva, sapevamo che le ultime 2 partite sarebbero state difficili contro le prime della classe, ma siamo in uno stato di forma incredibile, sapevamo che non ci avrebbero sconfitto, lo sapevamo e basta, ne avevamo la certezza, e infatti sul campo lo abbiamo dimostrato. Non credo che né l'Ariozzese né il Vittorio Veneto siano superiori a noi, credo che siano squadre molto forti ma non superiori, e infatti hanno perso. Sì, ci sta, come è il calcio, è giusto che sia anche questo, insomma. 3 punti fondamentali che comunque confermano il vostro terzo posto adesso. Sì, ci dispiace solo aver sprecato e buttato via la prima metà di campionato, perché adesso saremo qui a parlare di altro, a parlare di campionato e di vittorie, a cui adesso ovviamente non puntiamo, ma cercheremo di alzare, diciamo, la nostra soglia di successi, di arrivare a superare il nostro record. Ci siamo vicini. Diciamo, intanto avete fatto il scappello alle 2 prime della classe.
Sì, diciamo che la Rizzese è venuta qua a chiederci di fare lo sgambetto al Vittorio Veneto. Il Vittorio Veneto è venuto qua a chiederci di fare lo sgambetto alla Rizzese e alla fine l'abbiamo fregata entrambe, quindi 0 punti per tutte e due, e bene così, noi siamo contente così, direi, ma andiamo avanti e le prossime squadre saranno dure tanto quanto queste, quindi andiamo avanti a testa alta noi. Allora, mister Trentini, un ottimo Unterlandame, non si può aggiungere altro. Poi magari il secondo tempo meritava qualcosina in più il Vittorio Veneto, però questo è il calcio. Ha vinto l'Unterlandame in 2-1. Un'analisi proprio della partita, mister. Ma io credo che oggi abbiamo interpretato la partita in maniera perfetta, abbiamo giocato un buon calcio, credo che il primo tempo siamo andati in vantaggio meritatamente, il secondo tempo sapevamo che l'avversario ci avrebbe schiacciato alla ricerca del pareggio, e quindi a livello territoriale sapevamo che loro ci avrebbero rubato campo. Siamo stati fortunati a fare il 2-0 subito in ripresa, e poi lì è chiaro che poi era un arrembaggio, insomma, quindi prima o dopo sarebbero passate, perché il mister ha spostato, giocava a 5 punti davanti, quindi prima o dopo la palla capitava. Siamo stati bravi e siamo stati fortunati, avremmo anche avuto la possibilità di chiuderla, perché su un paio di ripartenze in contropiede potevamo chiuderla prima. È il calcio, diciamo che forse ci ha dato qualcosa di più oggi e ci aveva tolto qualcosa magari qualche mese fa da voi, insomma, quindi. E infatti proprio lì dove volevo arrivare, mister, perché l'Unterland per il Vittorio Veneto è sempre stata ostica, si è dimostrata sia in casa nostra in campionato all'andata che in Coppa. Diciamo che oggi si è ribaltata un po' la situazione per voi proprio. Ma noi facciamo delle nostre armi la nostra virtù, e quindi noi dobbiamo lottare e combattere come facciamo, dobbiamo allenarci il doppio degli altri, dobbiamo correre 2 volte gli altri, e dobbiamo sopperire magari a qualche piccola mancanza con un gran sacrificio, con un grande spirito di squadra, e io credo che nelle ultime 9 partite queste ragazze hanno scritto sicuramente una parte di storia della nostra società. E penso anche a livello, insomma, del nord Italia, insomma, perché 9 vittorie di fila, battendo il mercoledì la seconda e la domenica la prima in classifica, credo che sia un'impresa. L'ultima domanda, mister, era: adesso c'è il terzo posto consolidato con questi 3 punti, dove vuole arrivare questo Unterland? Ma noi innanzitutto guardiamo a quello che succede dietro, perché noi puntiamo innanzitutto a salvarci matematicamente, e poi vedremo cosa succede, nel senso, partita dopo partita.